Allora, Presidente, abbiamo visto quella è la situazione dell'alberghiera, eccetera, invece gli altri ambiti come stanno andando? Quindi un po' in generale, anche parlando relativamente al discorso delle Olimpiadi che si prospetteranno, quindi ristrutturazione delle strutture alberghiere, alzare la qualità anche dei ristoranti stessi dal punto di vista infrastrutturale. Strade, autostrade, trasporti, non parliamo anche l'incoming, i voli e l'incoming, perché molti turisti venire in Italia è estremamente costoso adesso. Girare la stessa Italia è estremamente costoso, prenda un biglietto per Palermo e lei vede, le può capitare. Ed è intervenuto il Ministro, perché adesso non so se sono passati ancora 10 giorni, che ha chiesto alle compagnie aeree. Saranno sì 10 giorni ormai che è intervenuto, perché allora, riallacciandomi a un discorso sempre che aveva fatto Schiavon prima, le materie prime, è vero che i carburanti sono dimezzati, sono ritornati a livello 2019, quindi non ha senso che le compagnie aeree aumentino, visto che i loro costi essenzialmente sono i carburanti, non ha senso che aumentino del 50%. Però questo non vuole essere una difesa delle compagnie aeree, vuol dire cercare di comprendere il fenomeno. Io cerco sempre di comprendere i fenomeni. Ci sono ancora molti aerei a terra, ci sono stati migliaia di aerei che sono rimasti fermi in aeroporto durante gli anni del Covid. Allora, quando un aereo rimane fermo, tu hai due alternative davanti: o gli fai manutenzione, la manutenzione ordinaria mensile eccetera, che ti comporta un determinato costo, oppure lo molli lì in un hangar o in un angolo, lo riprendi 2 anni dopo, ma a quel punto gli devi fare una manutenzione estremamente più complessa che dura 6 mesi. Quindi in questo momento le compagnie aeree mondiali non hanno ancora a disposizione le flotte che avevano a disposizione nel 2019, per capirsi. Conseguentemente, aumentando la domanda, è la stessa regola che esplicavo prima, aumentando di molto la domanda, restringendosi il numero dei voli, loro aumentano i prezzi. La logica non è appunto dettata da caro carburanti, ma è dettata da un eccesso di domanda rispetto a quella che è l'offerta di aeromobili. Quindi io prevedo che l'anno prossimo ritorneremo a regime fisiologico, perché delle centinaia, migliaia di aerei che ancora sono in manutenzione l'anno prossimo arriveranno finalmente a disposizione. Certo che per chi deve andare in vacanza quest'anno si trova degli aumenti che sono allucinanti, perché, le faccio un esempio, lei correntemente, senza bisogno di ticchignare su internet, trovare il last minute, questo e quello, lei un biglietto per New York ordinario lo paga sui 500-600 euro, attraversa l'Atlantico e fa 8.000 km di volo. È possibile che per andare fino a Atene, che è 1 ora e mezza di volo, devo pagare la stessa cifra? Guardi che a parte che a me è capitato di pagare... Ma anche per andare a Palermo in Italia? Venezia, Roma, a me è capitato di pagare 450 euro ancora qualche anno fa, quando c'era il monopolio all'Italia, eccetera, eccetera. Palermo le costa esattamente come andare a New York. Certo. E questo non posso dirlo in Veneto, non so mamma. Quindi benvenga la reprimenda del Ministro alle compagnie, il warning, diciamo, che il Ministro sta lanciando alle compagnie. Se lascia prevedere a un fesso si risolverà in un nulla. Confidiamo nel ripristino di tutti gli aeromobili che sono a terra l'anno prossimo, per avere di nuovo un bilanciamento, diciamo, fra domanda e offerta. Perché leggo solo il messaggio che ho dato adesso: per forza il materiale umano non si trova, con quello che viene pagato deve conoscere almeno 2 lingue, accettare turni di lavoro serali festivi, non può fare le ferie quando vuole, e tutto per 1.200 euro netti al mese, se va bene, meno di un impiegato. Questa è forse la risposta a quanto si sosteneva prima. Guardi, a me queste cose dei 1.200 euro, allora, il contratto collettivo nazionale prevede un entry level a 1.300, quindi io 1.200 neanche se voglio li posso dare a un lavoratore, più ci sono i 100 Renzi, i 100 del vecchio bonus Renzi, più c'è il fatto che a 1.300 euro io non trovo nessuno che viene a lavorare, per cui gliene offro 1.600, gliene offro 1.700, gliene do anche 2.000 se li vale. Il problema è che molto spesso i ragazzi siamo sempre lì, mi spiace dire i ragazzi, però sono giovani per la maggior parte, per cui devo usare il termine ragazzi, arrivano in albergo, buongiorno, sono qua, mi presento, possibilmente con la ciunga e i tatuaggi,
e proprio perché non hanno l'educazione anche a rapportarsi con una situazione in cui sto andando a propormi, devo dare il meglio di me per poter essere preso, eccetera. Ti arrivano con l'aria molto così e dice: lei ha esperienza? No. La prima domanda che ti fanno in buona sostanza è: quanto prendo al mese? Allora, con tanta pazienza gli dici: mi dica cosa sa fare. Ah, io non ho mai lavorato in albergo. Allora l'entry level comunque è a 1.300, per cui sotto quello non si può scendere. E io devo pagare 1.300 euro al mese, uno che mi fa maggio, giugno e metà luglio ad apprendere come si fa il mestiere a costo mio, e poi a settembre, quando mi dice arrivederci e grazie, è un cameriere non fatto e finito, sia chiaro, però sa portare i piatti quantomeno. Questo è il tipo di condizione nella quale ci troviamo. Dopo non mi nascondo che ci siano dei fenomeni di sfruttamento, perché colpo al cerchio e colpo alla botte. C'è qualche fenomeno di sfruttamento, ci sono moltissimi fenomeni di sfruttamento. Io le posso citare un mio dipendente di 48 anni più o meno, del sud, che al momento di assumerlo mi fa: ah, ma mi mette in regola? Dico: benedetto il Signore, qui si mette in regola la gente. Mi porta il libretto, c'era ancora il libretto di lavoro, mi arriva con un libretto di lavoro. Lui faceva il cameriere dall'età di 16 anni, aveva 5 timbri, 10 giorni in un albergo di qua, 5 giorni in un albergo di là, 10 giorni in un albergo di là, in 40 anni di carriera. Io lo guardo e rimango perplesso, perché dico: o non ha fatto 40 anni di carriera, o è uno che lo caccia via dai posti. E mi ha spiegato invece com'era la prassi, questo è qualche anno fa, per carità. Però ecco, allora c'è nel Veneto, mi sento di dire che il nero è un fenomeno veramente non ridottissimo di più, perché la responsabilità che abbiamo noi nel momento in cui lei si immagini, se io vado ad assumere un dipendente in nero, mi cade lavando un bagno, mi cade qualcosa, succede, si taglia in cucina, lei si immagini qui da noi cosa succede. Quindi da noi non è un fenomeno, e io preferirei parlare del Veneto. 1.200 euro al mese. Allora, quel signore che ha scritto dei 1.200 euro al mese, lo esorto ad andare a bussare a qualche altra porta, vedrà che ne troverà 1.400, 1.600, e se professionalmente è valido 1.800, e anche, perché no, anche 2.000. Perché quindi poi bisogna anche un attimo provare. Guardi, non esiste un imprenditore al mondo che non sia disponibile a dare 100 euro in più piuttosto che 100 in meno a un suo dipendente, per un semplice motivo. Se lavori nell'occhialeria e tu mi fai 100 occhiali perfetti al giorno, mentre Tony ne fa 80, ma ti do certo i 100 euro in più. Certo. Capisce? E lo stesso è nel nostro settore. Allora, lì apriamo... Mance a parte, okay, perché un ragazzo sveglio da me fa altrettanto di mance, in sala ovviamente, non poverino il giardiniere no, ma in sala fa altrettanto di mance che gli stipendio, ancora oggi. Allora, avevamo anche tante altre questioni da parlare, lo rifaremo a questo punto. Facciamo così, Presidente, appuntamento a settembre. E così vedremo anche, faremo la famosa riga dell'estate, dai, così vediamo com'è andata. Io le auguro buon lavoro, perché lei insomma è tornata anche da un periodo all'estero, quindi ha avuto modo di fare un benchmarking con altre realtà che sono estremamente interessanti, di cui ne siamo riusciti a parlare. E grazie di aver partecipato anche lei, ringraziamo anche il Presidente Schiavon che è stato prima con noi. Grazie a voi telespettatori, e appuntamento, noi ci rivediamo invece domani, e con lei a questo punto dopo l'estate. Benissimo. Grazie, buon proseguimento.